Presidente, questa sarà una realtà aperta e non un'associazione chiusa. Quali sono le opportunità per gli stakeholder del territorio? Abbiamo i soci fondatori che oggi hanno fatto le prime 6 nomine, dopodiché ci sarà un'azione di animazione sul territorio per trovare i soci sostenitori al quale possono partecipare tutti, dal singolo cittadino alle istituzioni, alle imprese, tutti quelli che vogliono, e tra l'assemblea finale che si avrà si eleggeranno altri 3 consigli di amministrazione, alla fine saranno 9 consigli di amministrazione. Voglio ricordare che qui lavorano tutti gratis. Con il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, tra gli obiettivi e i ruoli di questa associazione anche una pianificazione urbanistica. Non ci saranno nuovi alberghi, ma valorizzati tutti, diciamo, i casolari e le strutture antiche del nostro territorio. Quindi massima attenzione all'ambiente, rispetto delle regole che ci sono imposte nella gestione di questo sito UNESCO e valorizzando il patrimonio che c'è. Abbiamo preso più piccioni con una fava con questa candidatura, con questo riconoscimento di patrimonio dell'umanità delle colline di Valdobbiadene e Conegliano, e le valorizzeremo senza ombra di dubbio. Presidente Pozza, la Camera di Commercio Treviso Belluno delle Miti fra i protagonisti, fra i soci fondatori di questa nuova associazione. Sì, noi quando ci è stato proposto a suo tempo di aderire a questo progetto siamo stati tra i primi, lo abbiamo finanziato e sostenuto e adesso il risultato lo abbiamo raccolto. Tra l'altro la nostra Camera ha 2 siti UNESCO, quelli delle Dolomiti e questo delle colline, quindi è un traguardo direi molto importante e soprattutto un valore aggiunto a questo territorio. Con il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, in veste di rappresentante dell'IPA Terre Alte dell'Alta Marca. Fra gli obiettivi dell'associazione anche la sostenibilità ambientale. Beh, certo, abbiamo lavorato in questi 10 anni per raggiungere questo importante risultato ed oggi finalmente abbiamo dato l'avvio all'associazione. Quindi nell'augurare un buon lavoro ai rappresentanti che sono stati individuati, il mandato è quello di fare di questo sito un esempio per tutti a livello mondiale, con la logica appunto di mettere al centro la sostenibilità, il recupero e soprattutto iniziare a cancellare quelle che sono state le tracce di un passato che magari questo paesaggio lo ha modificato, ma non in meglio ma in peggio. Quindi abbiamo un grande lavoro da qui in avanti, lavoriamo tutti insieme. Con la dottoressa Marina Montedoro che rappresenta questa nuova associazione, il Consiglio d'amministrazione. Lei l'ha detto prima, sarà un lavoro impegnativo, ma tutto il territorio potrà contare su di voi. Assolutamente, come dicevo prima, parlando appunto a nome del Consiglio direttivo, noi saremo proprio un braccio operativo per questo territorio e ci impegneremo per realizzare gli obiettivi che oggi il Presidente Luca Zaia ha detto molto bene. Quali sono i prossimi step? Avete detto già da questo pomeriggio inizierete. Esatto, beh, intanto la conoscenza reciproca, perché questa è necessaria proprio per creare delle sinergie. Poi avvieremo già subito la prima riunione che ci vedrà riuniti a Palazzo Balbi, e da lì inizierà proprio questo percorso per creare un piano che ci consenta di valorizzare a 360 gradi da un punto di vista socio-economico, culturale, artistico e chiaramente agricolo questa meravigliosa area che sono le colline del Prosecco di Conegliano e di Valdobbiadene. Sindaco Chies, uno degli obiettivi di questa associazione sarà promuovere un'immagine coordinata di questo territorio. Questo sarà il lavoro del nuovo Consiglio d'amministrazione. Assolutamente sì, aspettavamo con ansia che fosse fondata l'associazione, anche perché adesso si tratta di valorizzare e tutelare il nostro territorio. Il 7 luglio c'è stata la proclamazione di territorio dell'UNESCO come colline di Conegliano Valdobbiadene, la nascita dell'associazione è una logica conseguenza, ma adesso bisogna lavorare perché il nostro territorio merita di avere grandi ambasciatori, merita soprattutto che tutti i cittadini se ne facciano parte attiva come se ne sono fatte nei secoli passati. Con Luciano Fregonese, sindaco di Valdobbiadene, quale sarà il ruolo del suo comune per questa nuova associazione che oggi si costituisce? Il ruolo di Valdobbiadene sarà sicuramente coordinato assieme non solo ai 15 comuni della core area della buffer zone, ma tutti e 29, compresi anche quei comuni della commitment zone. Valdobbiadene vuole essere promotore di iniziative collaterali affiancate all'associazione che oggi nasce. Per il consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene DOCG, ecco il ruolo del consorzio in questa nuova associazione. Ma il consorzio è quello che ha dato il là all'idea del riconoscimento UNESCO e quindi con orgoglio credo che dobbiamo rivendicare un ruolo sicuramente importante, al quale il Presidente Zaia ha avuto un'altrettanto fondamentale azione per il risultato.
Io credo che il Consorzio, visto che rappresenta 3.300 viticoltori, avrà il ruolo sicuramente propositivo di essere parte attiva a questa valorizzazione di queste colline che si reggono grazie al lavoro di questi viticoltori, quindi non potremo che avere un ruolo positivo, propositivo nell'interesse della comunità del Conegliano Valdobbiadene. Con l'ambasciatore Massimo Riccardo, rappresentante permanente dell'Italia all'UNESCO. Questo 55esimo sito UNESCO non è solo patrimonio, diciamo, dei cittadini che vivono nel Conegliano Valdobbiadene, ma è patrimonio di tutti, l'hanno detto i ragazzi oggi. Verissimo, buongiorno a tutti innanzitutto. Sì, oggi nella presentazione dei ragazzi e nella concessione di borse di studio mi ha colpito nel filmato in cui loro hanno raccontato la loro esperienza che era scritto, scusate se leggo, non è solo casa mia, è patrimonio dell'umanità, e credo che sia una bellissima frase che racchiude quello che è il senso di essere patrimonio UNESCO, veramente un qualche cosa da preservare e da trasmettere alle generazioni e agli altri successivamente. Penso che i ragazzi l'abbiano colto perfettamente e il fatto di aver fatto una cerimonia in una scuola penso che sia ulteriormente importante, perché proprio dà il senso di formazione e di trasmissione di alcuni valori, che credo che sia la base dei valori dell'UNESCO.